Riorganizzazione delle strutture ospedaliere con allestimento di ospedali Covid dedicati, tamponi al personale sanitario ospedaliero, medici di medicina generale, di continuità assistenziale, farmacisti e operatori della RSA e controlli con programma di formazione e di informazione ai lavoratori nelle aziende. Le ULSS del Veneto si stanno attrezzando a rendere operative le indicazioni del piano ospedaliero straordinario redatto per l'emergenza coronavirus. Implementati i letti nell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Per quanto riguarda Treviso, invece, abbiamo sostanzialmente allestito ulteriori 17 posti di terapia intensiva. Oggi gli occupati sono 14 posti di terapia intensiva. Abbiamo allestito il nuovo blocco nelle sale operatorie della terza chirurgia. Ringrazio tutti quelli che si sono adoperati per far questo, l'ufficio tecnico, i nostri infermieri, i medici, perché è stato fatto un grande lavoro di squadra. Oggi vengono aumentati da oggi i posti Covid positivi utilizzando lo spazio dell'ospedale comunità che è fuori dell'ospedale, vicino a malattie infettive, allocato a malattie infettive con ulteriori 30 posti letto, e manteniamo le sale operatorie della quarta chirurgia per le attività di urgenza e poi la sala operatoria della neurochirurgia, cardiochirurgia, ostetricia, ginecologia e chirurgia vascolare e chirurgia pediatrica, sempre per ovviamente le urgenze. Quindi non ci devono preoccupare i trevigiani, noi abbiamo utilizzato una sala operatoria per attivare la terapia intensiva, ma abbiamo mantenute altre sale operatorie per le urgenze e per ovviamente con gli interventi non procrastinabili. Anche nel territorio dell'ULSS 3 Serenissima, controlli nelle aziende con una media di 8 verifiche al giorno. Al momento non è stata rilevata alcuna inosservanza, ma solo indicazioni a migliorare le applicazioni di sicurezza. Sul fronte dei tamponi al personale sanitario, già eseguiti 889 test con una percentuale di positivi del 5,2%, pari a 46 persone.